Bene, iniziamo. Buongiorno a tutti e tutte, qua a Palazzo Ferrofini. Oggi facciamo questo ricordo, questa commemorazione di Alexander Langer e invitiamo, oggi è una giornata speciale, anzi ringraziamo per essere venuti Marco Boato, Presidente di Garanzia di Europa Verde, Gianfranco Bettin, consigliere comunale di Venezia e storico verde, collega Andrea Zanoni e sottoscritto Renzo Masolo. È una giornata speciale, ringrazio anche gli amici che sono venuti dalla regione, insomma, è una bella rappresentanza proprio per fare questo momento molto importante. Oggi ricordiamo, e io ho preparato una piccola introduzione che per me è molto significativa, proprio per riportare il tema e il ricordo di Alexander Langer proprio in un ambito politico, in un ambito di attività politica proprio qua in regione, il Palazzo Ferrofini. Sono 30 anni senza Alexander Langer. Eppure le sue parole ci parlano ancora, con una forza e una lucidità che non hanno perso nulla. Siamo qui oggi non solo per ricordare un uomo, ma per riscoprire il senso profondo del suo pensiero. Un pensiero che ha piantato radici, che è diventato punto di riferimento per il nostro partito, logicamente per i Verdi, ma per chi si riconosce nei valori di un'ecologia politica e per chi cerca nella politica qualcosa di più umano. Alexander Langer ci ha lasciato molto e tra tutto due concetti che continuano a orientare il nostro cammino. Il primo è il concetto della conversione ecologica. Prima ancora di parlare di transizione, dobbiamo cambiare noi stessi, questo è il messaggio che lui ci ha dato. Cambiare lo sguardo, il modo in cui ci relazioniamo con gli altri, con il pianeta, con le nostre comunità. La conversione è un passo interiore, ma anche il fondamento di ogni vera trasformazione politica. Il secondo è quello dell'ecologia integrale, che Papa Francesco ha lanciato nel 2015, ma che Alexander Langer già viveva in ogni suo gesto. Un'ecologia che tiene insieme ambiente, giustizia sociale, pace, il famoso termine Ecopax, che mi ha molto colpito, la convivenza, le relazioni. Non possiamo difendere la terra senza difendere anche le persone, i diritti, i legami. E poi c'è il messaggio che forse più di tutti ci serve oggi, più lento, più profondo, più dolce, che possiamo leggere oggi anche come più gentile. In un mondo che corre sempre più in fretta, che esalta chi parla più forte e che sovrasta gli altri, chi si impone con la forza e spesso con la violenza, perché non c'è solo la violenza fisica ma anche la violenza verbale, Langer ci ha indicato un'altra strada, una politica che sa rallentare, che approfondisce, che ascolta, una politica che non vuole dominare ma che vuole prendersi cura. Una politica che fa comunità, che mette insieme le forze, che accoglie le differenze, che crea partecipazione. Perché da soli si rischia di crollare, mentre insieme possiamo reggere il peso di questa grande impresa, salvare il nostro pianeta e renderlo più giusto per tutti e tutte. Ecco perché oggi celebriamo un ricordo, ma rilanciamo un cammino che continua, un cammino che ci chiama. Grazie Alexander, continueremo in ciò che è giusto. Ecco. Prima di dare la parola a Marco Boato, volevo raccontarvi in 1 minuto, 2 minuti, un'esperienza forte, molto forte che ho vissuto qualche mese fa, nel mese di maggio, con mia moglie, che saluto se ci sta guardando. Abbiamo fatto una piccola vacanza di qualche giorno in Val Ridanna, scusate.
in Alto Adige, vicino ai luoghi natali di Alex Langer, e siamo andati a Vipiteno e poi abbiamo fatto una passeggiata, una sorta di pellegrinaggio spirituale, ecologista, e siamo andati nel piccolo cimitero di Telves di Sopra. E è stato un momento molto intenso proprio di lentezza, di profondità e anche di gentilezza, guardando quel panorama caro ad Alex, all'infanzia di Alex, e ascoltando il silenzio, guardando il verde. E allora questa è stata un'esperienza che io auguro a tutti, e proprio anche per ricordare il suo messaggio, ma anche per farci capire che è importante tante volte guardare, rallentare, guardare in un'ottica differente per poi essere sempre più attivi, sempre operativi, e anche combattere, attivarsi per le battaglie che abbiamo da fare, ma partendo da un approccio che è questo, quello di Alex Langer. Grazie. Grazie Renzo, grazie Gianfranco, grazie Andrea, e a tutte voi e tutti voi che siete qui presenti, e anche a quelli che ci stanno auspicabilmente ascoltando in streaming. Io ringrazio il Consiglio regionale del Veneto che ci ospita e anche l'ufficio stampa della regione che ci aiuta in questa circostanza. Renzo ha già detto, non dico tutto, ma molto, e a me fa molto piacere di essere qui oggi anche con Gianfranco Bettin, perché questo voi non lo sapete, ma quando Alex purtroppo volontariamente è morto il 3 luglio del 95, sono passati 30 anni e pochi giorni e una settimana, il primissimo libro contenente alcuni essenziali scritti di Alex Langer pubblicato è stato pubblicato a cura di Gianfranco Bettin dalle edizioni E/O. Le signore presenti magari conoscono questa casa editrice in parte femminista a Roma, ma pochissimi mesi dopo. Poi, visto che siamo in una sala stampa, mi permetto di consigliarvi a voi che siete qui e a chi eventualmente ci ascolta dall'esterno sicuramente quella che è la più bella antologia degli scritti di Alexander Langer, pubblicata un anno dopo la sua morte. Si intitola Alexander Langer, il viaggiatore leggero, pubblicata dalle edizioni Sellerio di Palermo a cura di Adriano Sofri e di Edi Rabini, che è stato per molti anni il principale collaboratore di Alex Langer. Siccome a molti qui presenti e fuori verrà la curiosità, dopo averci ascoltato brevemente, di approfondire questa straordinaria figura di umanista e di ecologista, non direi di pacifista, ma di costruttore di pace o di facitore di pace, operatore di pace. A lui il termine ideologico pacifista non piaceva, lo usava qualche volta, ma non piaceva molto perché gli sembrava appunto ideologico. Per lui bisognava costruire la pace, prevenire i conflitti, realizzare gli strumenti per fare tutto questo, e non era facile nell'epoca, specialmente negli ultimi anni in cui è vissuto, che sono gli anni della disgregazione della ex Jugoslavia e delle guerre nella ex Jugoslavia. La più tragica è quella in Bosnia. Comunque in questo libro ci sono dei testi di straordinario interesse. Il più importante e significativo l'ho pubblicato io su richiesta di Alex nel nostro, io sono veneziano di nascita ma vivo da molti anni a Trento, nel nostro giornale di allora Arcobaleno settimanale. Si chiama Tentativo di decalogo per la convivenza interetnica, e Alexander Langer ha cominciato a impegnarsi per la convivenza interetnica da ragazzo, quando aveva 15-16 anni, e poi non ha più smesso per tutta la vita. All'epoca, quando era ragazzo, era la convivenza soprattutto fra italiani e tedeschi, di lingua italiana e tedesca, tutti i cittadini italiani, nel suo, lui preferiva dire nel suo Sudtirolo, e aveva insegnato anche gli italiani
che erano affezionati al termine di origine fascista Alto Adige, a dire anche in italiano Südtirolo, non solo in tedesco Südtirol. E ha cominciato allora con i suoi studenti, colleghi e studentesse ovviamente, ma poi ha continuato in Südtirolo, in Trentino, in Italia, in Europa e in tante altre parti del mondo, fra israeliani e palestinesi. Lui più volte è andato lì, per esempio, oppure in America Latina, è andato anche in Russia all'epoca. Questa convivenza interetnica è stato, detto in tedesco ma lo capite, il leitmotiv di tutta la sua vita. Da un certo momento in poi, da quando ha cominciato a realizzare l'importanza dell'ecologismo e dell'ecologia politica, quindi fra la fine degli anni 70, facendo da ponte tra la Germania, dove i Grünen erano nascenti, Grünen vuol dire verdi in tedesco, e l'Italia, e poi all'inizio degli anni 80, quando insieme abbiamo costruito, insieme anche a tanti altri, ma Alex e io insieme abbiamo cominciato a promuovere, allora si diceva, il movimento politico dei Verdi. Alex è diventato appunto la quintessenza dell'ecologismo politico, il leader carismatico degli ecologisti in Italia, dei Verdi in particolare, ma ci sono anche ecologisti, ambientalisti al di fuori dell'ambito verde, e lui era un uomo, uso ogni tanto qualche parola tedesca ma traduco, ohne Grenzen, che vuol dire senza confini, cioè era un verde ma era aperto al dialogo e al confronto con tutti, in tutte le direzioni. Lui affermava la trasversalità della questione ecologica. Dall'inizio, mentre la convivenza interetnica lo accompagna dai 15 anni fino alla morte, dall'inizio degli anni 80 lui comincia a elaborare, tu l'hai citato, un concetto, una concezione di grandissima novità e importanza, che è quella della conversione ecologica. Voi sentirete parlare spesso di riconversione ecologica o di transizione ecologica, non sono termini sbagliati, che lui diceva però che erano insufficienti, che ci vuole un cambiamento anche interiore, che ci vuole un cambiamento comunitario, che bisogna cambiare gli stili di vita, diceva la conversione ecologica potrà realizzarsi solo se apparirà socialmente desiderabile, quindi non imposta ideologicamente o normativamente, ma attraverso la convinzione una parola greca ma che tutti voi conoscete, di metanoia, di cambiamento interiore che però si riflette in tutta la comunità. Nel decalogo che ho citato prima, il tentativo di decalogo sulla convivenza interetnica, la parola tentativo vi dice l'umiltà di Alex, perché è un vero decalogo straordinariamente attuale anche oggi, ma lui ha voluto chiamarlo tentativo di decalogo. E mi ha anche un po' criticato, perché siccome l'ho pubblicato io per primo a Trento, io ho tolto quel tentativo ho scritto decalogo, e mi ha detto: Marco, grazie che me l'hai pubblicato subito, era marzo del 94, però tu non dovevi togliere le parole tentativo di, perché io non ho la pretesa di imporre un decalogo, lo suggerisco. Il capitolo 8 di questo tentativo di decalogo, spero di ricordarmi bene a memoria, si intitola così, ed è proposto a tutte e a tutti, allora e anche oggi, ma in realtà è la fotografia di Langer, dell'importanza di mediatori. Guardate che già dire mediatori vuol dire che non era un fondamentalista, che non era un integralista, che era uno che capiva che bisognava mediare, dell'importanza di mediatori, di costruttori di ponti. E il libro che ho scritto qualche anno fa si intitola Alexander Langer, costruttore di ponti, è un concetto che ha avuto successo in senso positivo, cioè tutti l'hanno percepito, anche voi l'avete ripreso oggi, per fortuna, l'importanza di mediatori, di costruttori di ponti, di saltatori di muri. E quanti muri c'erano allora e quanti altri, è caduto il muro di Berlino, ma quanti altri muri ci sono nella realtà attuale, e di esploratori di frontiera, perché le frontiere sono il posto più interessante forse, ma anche più pericoloso quando ci sono i conflitti,
perché nella terra di nessuno fra le due frontiere vengono falcidiati gli uomini di pace che tentano di dialogare fra una parte e l'altra. Ma questa è una specie di fotografia di Langer. L'altro concetto che anche Renzo, bravissimo, ha già evocato è quello di Ecopax, in tedesco Ökopax, da ecologie, Ecopax in italiano. La causa, ha scritto un saggio intitolato La causa della pace non può essere separata dalla causa dell'ecologia. Un'altra questione, perché devo concludere rapidamente, grazie, è quella del federalismo europeo, di cui si parla, ahimè, pochissimo. Lui era un europeista convinto. Quando è arrivato per 2 volte al Parlamento europeo è stato subito nominato co-presidente. Non l'ha chiesto lui, anzi gliel'hanno quasi imposto, che lui non voleva. Gli hanno nominato sia la prima volta che la seconda volta co-presidente, perché sono uomo-donna. La seconda volta la co-presidente era Claudia Roth, che fino a pochi mesi fa era ancora ministra della cultura in Germania, prima dell'attuale governo in carica. Lui era un europeista convinto. Guardate che all'epoca non tutti i verdi europei erano così fortemente europeisti come Alex, c'erano molte diffidenze, ma lui ha cercato di convincere tutti i verdi europei. Il gruppo verde al Parlamento europeo a un certo punto era diventato addirittura il quarto gruppo, oggi non è più il quarto, ma era diventato il quarto gruppo, dell'importanza, e rievocando anche un personaggio di grande valore che non era un verde, ma il cui nome lo conoscete, Altiero Spinelli. Altiero Spinelli nel Parlamento europeo, e prima ancora, come sapete, ha portato avanti la battaglia per gli Stati Uniti d'Europa. Così ha fatto anche Alexander Langer. Poi ha fatto una quantità di iniziative che elencarle bisognerebbe star qui mezza giornata, ma ve ne cito solo 2 perché sono emblematiche. La iniziativa intitolata Nord-Sud Biosfera, questa cosa della integrità della biosfera, della tutela della biosfera, ricorre in moltissimi scritti di Ale. Biosfera, sopravvivenza dei popoli, debito. Debito fra nord e sud. Allora questa è l'altra iniziativa che fra l'altro è terminata circa un anno fa con la morte purtroppo di Karl Ludwig Schiebel, che era succeduto dopo la morte di Alex nella gestione della fiera delle utopie concrete. Sembra un ossimoro, utopie concrete, ma questo era lui. Sì, dobbiamo avere grandi ideali, ma dobbiamo realizzarli, non proclamarli. Non dobbiamo sventolare bandierine, compresa quella della pace, se permettete. Dobbiamo realizzare le utopie concrete. La fiera delle utopie concrete è stata a Città di Castello, è stata un'altra delle 1000 esperienze che ha fatto Alex, ne ho citato soltanto 2. Voglio fare un riferimento e poi concludere a una cosa su cui non so se voi presenti qui e chi ci ascolta abbiate riflettuto. Non tutte ovviamente, ma molte delle tematiche di Alex Langer, a cominciare dalla conversione ecologica, termine che usava solo lui alla sua epoca, quel lentius profundius suavius che tu hai citato prima, è un po' il paradigma della conversione ecologica, più lentamente, più profondamente, più dolcemente, ma l'ha ripetuto decine di volte, perfino alla fine dicembre alla Procivitate Cristiana di Assisi, di cui per fortuna esiste la registrazione, che se andate su internet trovate la registrazione audiovisiva di questo suo discorso alla Procivitate Cristiana, bellissimo e commovente. Molti dei suoi temi, la conversione ecologica, la remissione del debito ecologico, il rapporto fra giustizia, tu l'hai citato, fra giustizia sociale e giustizia ambientale, il rapporto con le nuove generazioni. Lui, quando abbiamo fatto, Gianfranco se lo ricorda, un grande convegno all'inizio della vicenda verde nell'86 a Pescara, era un convegno internazionale con centinaia di persone,
ha proposto lui il titolo che non era neanche suo, era degli indiani d'America, ma l'ha proposto a noi. La terra ci è data in prestito dai nostri figli. La terra ci è data in prestito, non siamo noi i padroni della terra, dobbiamo aver cura della terra, riparare la terra, ma è in prestito dai nostri figli. Queste tematiche, tutte, le ritrovate nell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, che viene 20 anni dopo la morte di Alex. Alex muore nel 95, l'enciclica Laudato Si è del maggio-giugno del 2015. Però è bellissimo, Alex sarebbe stato felicissimo se fosse stato ancora vivo, è bellissimo che tante, non tutte ovviamente, delle tematiche di Alex e non tutte le tematiche dell'enciclica, che è molto complessa, ma quelle più importanti e più significative fanno vedere una assonanza, una sintonia fra il pensiero di Alexander Langer e il magistero pastorale, diciamo così, dal punto di guardate che è la prima enciclica nella storia della Chiesa dedicata esclusivamente alla cura della casa comune, cioè all'ecologia integrale. Concludo, ovviamente voi tutti sapete che Alex, purtroppo dico io, è una ferita che qualcuno di noi si porta ancora dentro il cuore, se n'è andato volontariamente, si era sovraccaricato eccessivamente di tutti i pesi, di tutte le situazioni di conflitto, delle guerre, dei conflitti anche locali, eccetera. A un certo punto ha detto non ce la faccio più, testualmente, qui siamo a Venezia, se lo dovessi dirlo io veneziano, i veneziani, diria non che avanto più. Non ce la faccio più, in tedesco ha scritto ich der Pax einfach nicht mehr, cioè non ce la faccio più, i pesi mi sono diventati insostenibili. Cita anche una frase del Vangelo, ma dice, perché lui era un cristiano di formazione francescana fra l'altro, cita la frase del Vangelo, ma dice anche nell'accogliere questo invito non ce la faccio più, me ne vado più disperato che mai, perché era in una situazione insostenibile, ma rivolto a noi e a voi e a chi ci ascolta e a chi verrà dopo di noi, non dice una parola di disperazione, dice una parola di speranza. Ve la dico in tedesco perché l'ha scritta in tedesco, la sapete anche in italiano. Seid nicht traurig, macht weiter was gut war. Non siate tristi per la mia morte. Continuate in ciò che era e noi diciamo in ciò che è giusto. Ecco, questa iniziativa di oggi, di cui ringrazio il gruppo consigliare Europa Verde della Regione Veneto, è un'iniziativa che va nella direzione del continuare in ciò che era ed è giusto. Grazie Marco, grazie. Ecco, ora la parola a Gianfranco Bettin, grazie. Grazie per questa iniziativa, per continuare a rimettere in circolo le parole di Alex e anche la figura di Alex. Marco Boato, che ha scritto la migliore introduzione alla vita e al pensiero di Alexander Langer col suo libro Alexander Langer, costruttore di ponti, ha inquadrato come meglio non si potrebbe la sua esperienza e la sua attualità e anche la complessità del suo pensiero. Alex era spesso costretto a esprimerlo in termini sintetici, urgenti, sovraccarichi di tante necessità, e quindi aveva difficoltà di occuparsene dello sviluppo del proprio pensiero in modo tranquillo. E forse anche questo, no? Questa difficile condizione continuativa del suo modo di agire, questa impossibilità di pensare in modo più disteso anche, ha contribuito a creare quella situazione esistenziale, non solo politica, che lo ha condotto alla sua scelta ultima. Però anche in questa brevità dei suoi testi, in questa irregolarità del tempo che poteva dedicare loro, ha sviluppato una complessità, una profondità e una efficacia anche. Noi citiamo le sue parole quasi come slogan, no? E tuttavia sono tutto il contrario,
che uno slogan. Parlare di conversione ecologica significa certo evocare una parola d'ordine, no? Ma significa andare dentro un concetto e dentro un percorso di pensiero, di azione politica anche, tutt'altro che superficiale, tutt'altro che da slogan, no? Sono idee guida più che parole guida, e però vanno anche definite. Alex sviluppa l'idea di conversione ecologica, lo ricordava ovviamente bene Marco Boato prima, tra gli anni 80 e gli anni 90, in particolare negli anni 90, e lui definisce quella l'epoca in cui sta un po' consumandosi quello che chiamava l'intervallo di consapevolezza delle istituzioni internazionali e forse anche delle opinioni pubbliche internazionali, quello compreso tra la conferenza di Stoccolma sull'ambiente, la prima internazionale del 72, e Rio, la conferenza di Rio sul clima, sull'ambiente del 92. No, sono gli anni, un ventennio circa, in cui sembra che il mondo e anche le sue istituzioni prendano consapevolezza per l'appunto della crisi che va profilandosi e che è già acuta in certe parti del mondo. Purtroppo subito dopo quell'intervallo di consapevolezza comincia una sorta di regressione e arriviamo al giorno d'oggi. Tornano le guerre, finisce la distensione geopolitica, tornano le guerre, le speranze che il crollo dei muri aveva suscitato prendono un'altra strada, si allargano le crisi nel mondo e anche la consapevolezza della crisi ecologica e della crisi climatica poi ancora più in particolare si va da un lato crescendo, ma dal punto di vista delle istituzioni, della politica e del mainstream, delle opinioni pubbliche strutturate, diciamo così, e influenzate, va scemando, fino all'aperto negazionismo dei giorni nostri, che riguarda in modo verticale il ruolo delle istituzioni in particolare. Per cui mi chiedevo se questa idea sacrosanta sviluppata da Alex, cioè che la conversione ecologica e più in generale la transizione ecologica avrà successo solo e se diventerà socialmente desiderabile, non fosse necessario oggi declinarla un po' in un'altra maniera, no? Perché a volte viene utilizzata questa idea o attribuendola a Alex, come sarebbe giusto, oppure rivisitandola e un po' rifriggendola, diciamo così, come se bisognasse andare più cauti, più lenti, ma non nel senso langheriano, diciamo, per non disturbare i portatori di interessi, cioè quelli che non hanno tanta fretta di passare dal fossile ad altro tipo di energia, di chiuderla col consumo di suolo, chiuderla con il consumismo in generale, finirla di utilizzare il rilancio dei consumi indiscriminato come volano per il rilancio economico, no? A volte questa idea che la nostra conversione ecologica si può utilizzare e può essere vittoriosa solo se sta gente qua o sta gentaglia qua la desidera socialmente, viene utilizzata per frenarla. No, io penso che Alex in questo quadro avrebbe avuto l'atteggiamento che ha avuto per tutta la sua vita, perché molti, per il modo della sua fine, pensano magari ad Alex come una persona cauta e alla fine non solo disperata per sé dalla stanchezza, sfinito dalla stanchezza, ma anche, come dire, poco proattiva. Invece Alex era l'esatto contrario. Tutti noi che l'abbiamo conosciuto anche prima dei Verdi, diciamo così, anche in altre epoche precedenti, sappiamo che Alex era in ogni situazione proattivo. Il decalogo di cui parlava Marco, ma tanti altri decaloghi, fra virgolette, cioè articoli che sono liste delle cose da fare, no? Mostrano una persona che, oltre a essere quella persona straordinariamente gentile, mite, no? Affabile, cordiale, riservata anche, ma sempre aperta alle persone, era anche una persona combattiva, era una persona proattiva. Ma io sottolineo il combattiva, mi dispiace per la
l'allusione è un po' bellica, insomma, ma ci capiamo, no? È una persona molto dentro alle dinamiche, che le suscitava, era un motore delle cose. E guardate che lo è anche nel suo ultimo istante, lo diceva benissimo Marco, perfino in tedesco, no? Nel momento in cui lui dice io non ce la faccio più, dice ma voi continuate, cioè, scusatemi in un certo senso, no? Ma voi continuate, perché queste cose erano e sono giuste. Anche quando si trova nel pieno del disastro della ex Jugoslavia e soprattutto nell'ultimo anno, tra il 94 e il 95, quando sembra che la comunità internazionale abbia abbandonato tutti, e anche il pacifismo, diciamo così, quello a cui alludeva Marco prima, sembra aver abbandonato quelli che sono sotto il colpo dei mortai, sotto il tiro dei cecchini, alla mercé dei torturatori, degli stupratori, degli aguzzini che li chiudono nei lager. In quel momento Alex, disperato politicamente perché vede che nessuno reagisce, soprattutto reagisce poco il suo campo, il nostro campo, cos'è che dice? Chi può intervenire intervenga. Serve che qualcuno, non siamo riusciti a costruire quello che vogliamo, no? Il corpo dei volontari di pace, il corpo internazionale, i caschi bianchi e i caschi blu che insieme mettono pace. Non c'è più tempo di aspettare i tempi lunghi, non c'è più tempo che si desideri socialmente che qualcuno faccia la pace. No? Se aspettiamo quei tempi li massacrano tutti, intervenga chi può intervenire. No? E questa cosa sappiamo che alla fine creò una forte contrapposizione. Io non ne traggo una lezione per l'oggi rispetto alle crisi attuali, ne traggo però la conclusione che nemmeno nei suoi momenti più difficili, di più estrema stanchezza, anche politica, nel senso che le idee sulle quali si era speso non avevano fatto la strada che sarebbe stato necessario facessero, anche in quel momento lui lancia un'idea, un'ulteriore idea, e quindi anche nei momenti di maggiore difficoltà e apparente abbandono, in realtà il suo è un atteggiamento proattivo, è un atteggiamento combattivo, e sia nella sfera che lo riguarda anche più intimamente personale, quella che lascia scritta, sia dentro le più difficili delle crisi di cui si occupa. E questo riguarda anche la questione ecologica, per l'appunto, il fatto di riversare questa volontà proattiva dentro i percorsi della conversione ecologica, da lui mai utilizzata come un elemento che deve precedere qualcosa che, non essendo maturi i tempi, si rinvia a sine die, no? La conversione ecologica è uno stimolo in più alla transizione ecologica, ma lui lo dice chiaramente tante volte: guardate, noi dobbiamo continuare, non aspettare che la società desideri la conversione. Certo, è bene che questo avvenga, facciamo tutto quello che serve, no? Ma nel frattempo cortei, manifestazioni, sit-in, petizioni, elezioni, liste, movimenti, comitati, discutiamo con i sindacati. C'è un articolo molto bello che lui scrive per Rassegna Sindacale, la rivista della CGIL negli anni 90, in cui propone di superare la diffidenza che in quegli anni c'era qui a Venezia, qui a Porto Marghera, è una storia che conosciamo molto bene, no? E tra ambientalisti e lavoratori e mondo del lavoro in generale. È un articolo molto interessante, lo segnalò un altro grande giovane intellettuale che abbiamo perso troppo presto, che è Alessandro Leogrande. Segnalò proprio quell'articolo, riprese qualche anno fa, per dire che il lavoro che faceva Alex di mediatore era anche tra diverse componenti, e forse era primariamente tra diverse componenti che avevano bisogno di stare insieme per ottenere i risultati, senza aspettare che l'insieme della società fosse maturo. Certo, quello era l'obiettivo, ma nel frattempo potevamo perseguire molti obiettivi stando dentro le singole cose e unendo coloro che avevano non l'interesse generico, ma l'interesse anche loro molto concreto di mettersi insieme per convertire una fabbrica, perché la fabbrica da superare, poiché inquinava, poteva diventare un'altra cosa, rinunciare al consumo di suolo, perché questo consentiva, non so, di rigenerare il già costruito piuttosto che sviluppare un costruito nuovo, no, a scapito dell'ambiente, e così via.
tutte queste cose che lui indica spesso ripetutamente, no? Ne facevano un mediatore anche in primo luogo tra coloro che sembravano doversi dividere su quello che era invece un interesse comune. E questo riguardava anche quella grande campagna, lo ricordava ancora Marco Boato prima, tra Nord-Sud, la famosa campagna Nord-Sud, no? Che solo unendosi in un comune interesse e obiettivo potevano creare nel pianeta le condizioni per una nuova qualità del pianeta. E guardate che questo avviene prima del movimento cosiddetto no global, che in realtà era un movimento per un'altra globalizzazione. Sarebbe stato molto bello avere Alex in quegli anni, no Marco? Tra la fine degli anni 90 e i primi anni del nuovo secolo, perché la sua parola, ma ancor più la sua esperienza e la sua persona, avrebbero potuto rappresentare un punto di riferimento straordinario, che all'epoca un po' mancò. Era più un movimento collettivo, ma le persone contavano e Alex avrebbe contato davvero molto, tanto è vero che conta ancora oggi, tanto è vero che la figura forse più autorevole che in questi lustri ha parlato di ambiente, cioè Papa Francesco, sostanzialmente riprende, lo diceva Marco prima, il suo concetto. Alex non è mai citato nella Laudato Si', però è come se fosse citato a piedi pagina per buona parte dell'enciclica, soprattutto nella parte che riguarda la conversione ecologica, ma non solo, anche quella che riguarda il clima, la biosfera, la giustizia sociale, giustizia climatica e ambientale insieme, questa connessione, no? Ancora una volta la mediazione tra concetti, in questo caso, che si integrano e insieme ci danno la cassetta degli attrezzi cognitiva, culturale e, per quanto ci riguarda, visto anche la sede in cui siamo, politici con cui affrontare il nostro presente e preparare il nostro futuro. Alex è una figura che ci appartiene oggi e nel futuro. Grazie Gianfranco, grazie. Ecco, Andrea Zanoni per un intervento. Intanto grazie a Marco Boato e Gianfranco Bettin per essere qui con noi, che sono testimoni diretti di un'eredità importantissima che non è solo memoria, ma è proprio un'azione politica quotidiana. Grazie anche a Renzo, che assieme allo staff del gruppo consigliare ha voluto e organizzato questa importante conferenza. Sono passati, pensate, lo abbiamo sentito, no, 30 anni da quando Alex ci ha lasciato, una figura sicuramente straordinaria dell'ecologismo europeo, costruttore di ponti, come è stato ricordato, tra culture, popoli e generazioni. Oggi in questa sede istituzionale vogliamo non solo ricordarlo, ma rilanciare il suo messaggio come bussola per il nostro impegno politico e civile, nostro, di noi consiglieri, dei militanti, dei cittadini, che hanno le nostre passioni e sensibilità. Langer ci ha insegnato che l'ecologia non è una moda, lo vediamo da quello che ci accade attorno ogni giorno, ma una sfida culturale, economica e politica. Una sfida che tocca il nostro stile di vita, il nostro modo di produrre, consumare, convivere, ma anche ci ha lasciato dei messaggi, delle proposte. È stato ricordato anche da Gianfranco la questione dei caschi bianchi. Io ho seguito la questione anche in Parlamento europeo, quanto di estrema attualità sia la sua proposta del Corpo Civile Europeo di Pace, una proposta che purtroppo non è stata concretizzata, non è stata tradotta in realtà dal Parlamento, dalla Commissione, ma quanto importante sarebbe stato adesso avere queste forme di intervento in tutti questi conflitti che stiamo subendo in questo periodo. E questo è esattamente ciò che portiamo avanti noi ogni giorno in Consiglio regionale, cioè difendere l'ambiente, la salute pubblica, i diritti dei più deboli, la dignità del lavoro, la qualità della sanità pubblica. Io vengo da un sit-in che è stato fatto in tribunale a Treviso adesso per l'ennesima udienza per un processo nei confronti di chi ha causato la morte di un ragazzo durante il lavoro per un carico sospeso che gli è caduto addosso, che è purtroppo il famoso ormai processo nei confronti dei responsabili della morte di Mattia Battistetti. Allora lui parlava, è stato ricordato da Marco Boato proprio adesso, di utopie concrete, che è un'espressione che veramente mi è sempre piaciuta perché unisce visione e pragmatismo.
è quello che cerchiamo di fare con Europa Verde: trasformare i valori in azione, le idee in legge, le speranze in politiche pubbliche concrete. Alex non è mai stato fisicamente in questo Consiglio regionale, ha voluto fare una verifica, ma è logico perché la sua collocazione più a livello europeo, ma nella vicina regione del Trentino Alto Adige, anche se non è mai stato qui, e come lo fosse anche adesso tra di noi, è stato ricordato Gianfranco Bettin, come anche l'enciclica Laudato Si poteva essere letta proprio pensando ai suoi pensieri, alla sua azione. Quindi è presente nei nostri atti, nelle nostre battaglie contro l'inquinamento da FAS, per la tutela della biodiversità, per un Veneto più giusto e sostenibile. Quindi il suo invito a continuare in ciò che è giusto non è solo un commiato, ma un mandato, e noi oggi lo raccogliamo. Posso aggiungere mezza parola? Intanto grazie anche ad Andrea, è stato un coro polifonico il nostro. Sono 7 giorni da quando Alex 30 anni fa se n'è andata, ma domani e dopodomani è il 30° anniversario della carneficina di Srebrenica, 8.317 bosniaci trucidati dai serbo-bosniaci di Mladic, e ancora oggi si stanno cercando di ricostruire le identità di molti, sono state ormai ricostruite, ma ancora oggi si sta cercando attraverso il DNA, che allora non c'era questa tecnica, di ricostruire e facciamo un pensiero anche a questo, perché se tu l'hai accennato Gianfranco, Alex voleva i corpi civili di pace, per 4 anni è andato avanti con le azioni non violente, la carovana europea della pace, il forum di Verona per la pace e la riconciliazione. Qui nel Veneto c'erano moltissimi comitati a sostegno delle forze iniziative di pace per la Bosnia, nel Padovano, ma non solo nel Padovano, anche nel Trevigiano. Esatto. Però lui il 26 giugno, quindi una settimana prima di morire, è andato a Cannes a chiedere ai capi di Stato e di Governo dell'Europa riuniti a Cannes, visto che le azioni di non violenza che lui preferiva ovviamente non avevano sortito l'effetto, decine di migliaia di morti, Sarajevo assediata da oltre 3 anni, a chiedere un intervento, lui lo chiamava di polizia internazionale. In parallelo è come se tu vedessi qualcuno che sta ammazzando un altro in Calle Larga 22 marzo e dicessi: siccome sei non violento non chiami la polizia, lo lasci ammazzare. Ecco, fate questo parallelo sul piano internazionale. Lui uomo di pace, costruttore di pace, facitore di pace, non violento, chiese un intervento di polizia internazionale. E Chirac, che aveva appena riaperto gli esperimenti nucleari militari a Moruroa, che il suo predecessore Mitterrand aveva sospeso, gli rispose picche. Questo era il 26 giugno. Alex muore il 3 luglio e l'11 luglio, cioè 2 settimane dopo del 26, una settimana dopo la morte di Alex, c'è la carneficina. Quella carneficina, se avessero ascoltato Alex, avrebbero potuto evitarla. Ma ripeto, domani è anche il 30° anniversario di questa carneficina di Srebrenica, ed è bene che anche qui, nel ricordare Alex, ricordiamo anche questo appuntamento tragico della storia europea. Scusa. Grazie. Grazie a Marco, Gianfranco, grazie a Andrea. Grazie a Renzo. Grazie. Per la vostra testimonianza, per la vostra chiarezza, per veramente le cose illuminanti che avete raccontato. È un cenno, spero che poi i presenti o chi ci segue o chi ci seguirà voglia approfondire attraverso la lettura dei libri, attraverso anche, posso ricordare l'evento che hai fatto in Senato qualche settimana fa,
il 6 giugno, che tra l'altro dovrebbe essere registrato su Radio Radicale, per cui e usciranno gli atti ai quali anche Gianfranco ha contribuito. Ecco, quello è stato un evento molto interessante, perché una serie di testimonianze di tante persone che sono state a fianco, hanno camminato insieme a Alex e hanno collaborato con Alex. E non sentitevi tranquilli, perché noi approfitteremo di voi nei prossimi mesi, anche in autunno, perché è importante ricordare Alex, e anche attraverso i nostri territori, i nostri circoli ci impegniamo proprio a portare anche la vostra voce e di altri che l'hanno conosciuto, proprio per portarlo alle persone, soprattutto speriamo alle nuove generazioni, alle giovani generazioni, per portare questo messaggio più che mai attuale. Grazie, grazie, grazie.